Ai Torresani di Breganze è dedicata una nuova tappa del nostro viaggio attraverso alcuni dei prodotti a denominazione comunale del territorio vicentino. I Torresani nello specifico stanno in realtà per ottenere l'Addeco. Sì, lo scorso anno abbiamo approvato il regolamento per l'attribuzione di questo riconoscimento e ci stiamo adoperando per completare il procedimento amministrativo per il riconoscimento e quindi l'associazione del marchio Addeco al prodotto Torresani di Breganze. Perché quindi l'Addeco ai Torresani? Abbiamo ritenuto importante questo strumento perché dà la possibilità proprio di promuoverlo con una marcia in più, soprattutto oggi che le risorse economiche sono sempre più esigue. E in questo troviamo la Proloco come soggetto attuatore che si può dare una mano per promuovere le produzioni, in particolare il Torresani di Breganze. Grazie alla collaborazione tra Comune e Proloco a Breganze vi è una serie di manifestazioni volte proprio alla promozione dei Torresani. Una di queste sarà la 18ª edizione del Ristorante in Piazza che si svolgerà mercoledì 19 giugno alle ore 20 in Piazza Mazzini. Non è l'unica occasione che la Proloco presenta questo prodotto che è il prodotto top, a parte il discorso vini e qualcos'altro, del paese. Infatti in tutte le altre manifestazioni che ci sono, partendo dal maggio breganzese e alla fiera di San Martino, viene sempre fatto lo spiedo dei Torresani in piazza. Giorgio, stiamo notando con piacere questa collaborazione fra comuni e Proloco proprio volte alla promozione dei prodotti Deco. Non dobbiamo soprattutto dimenticare che c'è la famosa terza gamba, che sono i ristoratori, la confraternita dei ristoratori Deco, che sono quelli che in futuro poi nei loro ristoranti faranno sì che il prodotto sia conosciuto sempre di più